Io penso che molti di voi erano bambini quando mi hanno conosciuto e mo sono diventati grandi, come sono diventato grande pure io, ok? Mi avete conosciuto facendo video di Carolina e quant'altro, ma in questo video, dato che siete cresciuti, ma voglio fare una bella chiacchierata a tu per tu, cioè con tutti quanti voi, perché so che sei un loco io. È bullato un microfono. Datemelo un secondo. Stavo dicendo, vi siete fatti grandicelli, cioè avrete 20 anni, 18 anni, 19 anni, 16, 17 anni, comunque siete grandicelli. Possiamo pure parlare di altre cose, ok? Ovidio e Carolina ci sarà sempre, non vi preoccupate, però possiamo anche parlare di altro. Io voglio raccontare un po' del mio dietro le quinte che non conoscete. Io ho un secondo canale YouTube dove sono andato a raccontare tutto ciò che faccio in questo mondo, cioè nel mondo online. Ok, come ben sapete, con Carolina si è avviata la mia strada a guadagnare online, quindi mi sono creato un vero e proprio lavoro, che non è cosa da niente, perché fondamentalmente tengo una famiglia, tengo un figlio e riesco a campare di questo, quindi facendo video online, collaborando con le aziende, facendo tantissime altre cose, che mo vi dico. In questo mio secondo canale vado a documentare e a raccontare la mia esperienza, ok? Sapete, cioè dovete sapere che io sono un amante del mondo online, quindi mi sono messo per anni interi con la testa nel computer ad imparare un burdello di cose, veramente assai. E queste cose poi le ho condivise su questo mio secondo canale dove vado a dire tutto quello che faccio, se faccio degli investimenti, se guadagno in un modo, se guadagno in un altro. E vi capisco che magari vi è capitato di vedere tantissime persone davanti a voi che vi dicono guadagna con così, guadagna con lì, con il trading, tutte queste cazzate qua. So cose dove sono caduto pure io, perché mi hanno fatto male pure io, ho perso soldi, ma quello che io vado a fare è raccontare le mie esperienze, quindi farvi capire quello che imparo, quello che studio, come guadagno, dove guadagno e se c'è la possibilità vado a mostrare come è possibile guadagnare, come gli altri possono fare quello che faccio io, fondamentalmente. So che ci sono molti di voi che sono appassionati a questo mondo online, quindi magari vogliono guadagnare in qualche modo, vogliono cercare una strada, no? Per crearsi il lavoro online, cioè lavorare con un cellulare. Quante volte avete sentito questa cosa? Voglio lavorare con un computer, io sto da nonna mia, sto su un'isola, sto a Barcatura, sto in casa, sto in una stanzetta, dove sto posso lavorare perché io lavoro online, no? Ma pare una fantasia, sembra proprio un qualcosa di... dici, ma è reale o è un film? Io vi posso dire che è reale, però dovete fare molta attenzione. Io nel corso degli anni, voi avete visto che ho fatto video di Carolina. Dietro questo fatto di fare video di Carolina c'è stato tanto studio per capire come poi riuscire sempre a guadagnare da questo mondo, come riuscire a far diventare quello che ho fatto un lavoro, cioè non è semplice, quindi ho dovuto studiare, capire, muovermi in un determinato modo. Ed io questo voglio trasmettervi, voglio farvi capire che è possibile, lo potete fare anche voi, ma non è facile. Non è facile e non dovete credere a chi vi dice non ci vuole niente, è semplice, oppure ecco qua il guadagno, il metodo di guadagno, perché voi non dovete pensare al metodo di guadagno, dovete pensare semplicemente a costruirvi un lavoro online, punto, ok? E non è semplice. Quindi in questo video voglio trasmettervi 3 cose principali e fondamentali. La prima è la passione, dovete appassionarvi alla cosa che volete fare, quindi volete fare youtuber, volete fare i tiktoker, volete fare qualcosa online, volete svegliarvi la mattina e dire bello, mi piacerebbe lavorare online con un computer, con un telefono, dovete appassionatevi a quella determinata cosa. Se volete fare video su YouTube, se volete creare dei siti per i negozi, per le aziende, per le persone, quindi magari vi mettete sotto, cercate di capire come si fanno a creare dei siti e potete lavorare online in questo modo. Quindi dici io sono uno sviluppatore di siti, posso creare dei siti a tante altre persone e mi faccio pagare per questo. Oppure voglio gestire i social dei negozi che stanno a basciare da me, frutto di vendere, dato che tutti quanti oramai siamo online e chi non c'è online tu puoi proporgli, guarda ma non stai ancora online, cioè Instagram non lo usi ancora e puoi far vedere tu a quella persona che ancora non sta online le possibilità che si sta perdendo, perché oggigiorno tutti siamo online. Chi diventa famoso perché fa i panini, chi diventa famoso perché azzecchi per lì, ognuno ha bisogno, ogni attività ha bisogno di esporsi online, ok? E tu puoi essere magari quella persona che dice guarda, muovi per crearti contenuti, per pubblicarti le storie, per tutte queste cose qua. Ovviamente, detto in 2 parole, semplice, ma devi studiare e capire come si fa quella cosa. E questa è una professione che è definita e chiamata social media manager, che è un lavoro, secondo me,
il più semplice, tra virgolette, da iniziare, perché poi è un percorso, devi imparare come si fanno delle cose e si fa. Quello che io consiglio, quindi stavo dicendo appassionarti a qualcosa, la seconda cosa è avere la volontà di fare le cose, va bene? Se hai un ragazzo, avrai 18 anni, pure se hai 20 anni o più, non farti problemi, perché non è mai tardi per iniziare a fare un qualcosa. Io parlo alle persone che sono appassionate a questo mondo, alle persone che vogliono riuscire a fare un qualcosa, ma veramente ci sono tantissime possibilità, ma c'è bisogno di volontà. La volontà ce l'ho. Il fatto di alzarmi la mattina, ok, un'ora al giorno voglio dedicare per fare sta cosa, va bene? E ogni ora, ogni giorno porto avanti questo progetto, va bene? E lo faccio per me, per la mia vita, per il mio lavoro, come ho fatto io per tanti anni. Se voi avete visto i video miei ogni giorno pubblicati, è perché io nemmeno il sabato uscivo, perché avevo fame. Avevo fame di cibo, avevo fame anche di avere comunque una mia soddisfazione personale, ok? Sapete che io ho vissuto una bella povertà, quindi avevo fame. Se pure uscivo sabato sera, non ne euro, cazzo ci va a fare. Comunque vabbè, non uscivo il sabato sera perché volevo fare quella cosa, volevo riuscire a creare il mio lavoro online, ci sono riuscito. Però poi cosa succede? Le cose cambiano. Cambiano perché Carolina è forte, Carolina è un personaggio bello, mi chiamano per fare gli spettacoli, guadagno da YouTube, faccio delle collaborazioni, però poi il mondo cambia. Esce Instagram, poi esce TikTok, esce una Rita De Crescenzo, poi esce Vere Sasi, poi escono tanti altri personaggi che vanno un po' ad oscurare quello che è Carolina. Ma è tutto normale, è veramente tutto nella normalità ed è per questo che io non mi sono reso. Mi sono rimesso in gioco creando altre strade, quindi questo mio secondo canale YouTube che mi permette di guadagnare al di là di Carolina, quindi faccio o non faccio Carolina, io mangio e bevo lo stesso. Questo però perché io mi sono impegnato e ho cercato di capire, guarda, ma si Carolina poi, ok, creo un'altra strada. Ho guadagnato qualcosina con Carolina? Ci sta? Faccio quest'altra cosa, coltivo quest'altra cosa, perché ho creato un canale che partiva da zero, vai giù. Cioè io mi sono rimesso in gioco ad indossare una parrucca, a parlare di guadagno online, investimenti, queste cose qua. Sapete quante prese per il culo mi ha pigliate? Me le sono prese però. Le sono prese e sono andato avanti con la mia idea, ok? Sempre guardando verso un unico obiettivo. L'ho fatto, mi sono creato un'altra cosa che, cioè, da comico a parlare di guadagni, di finanza, di business, di queste cose qua. La gente è normale che mi prende per culo. Ma non va niente, perché io mi faccio il mio. E so quello che sto facendo. Ed è per questo che voglio trasmettere a voi la voglia di fare, ragazzi. La voglia di fare un qualcosa di buono nella vostra vita. Si sentono tante guaglie, tante cose brutte e quello che potete fare di buono per voi è dedicarvi del tempo. Ok? Abbiamo detto appassionati a qualcosa, quindi scava, cerca un qualcosa che può appassionarti. Puoi seguirmi sul secondo canale se vuoi ispirazione riguardo queste cose. Devi avere la volontà di fare le cose, che è fondamentale. Terza cosa, non perché è meno importante, anzi forse è la più importante, credici. Guardati un po' intorno. Che possibilità hai? Cerca di capire cosa potresti fare. E quella cosa, quando la cominci, quando inizi a fare quella determinata cosa, credici. Sei giovane, lo puoi fare, fallo. Non sottovaluta una cosa. Seppure già fai un altro lavoro, chiediti, ma mi piace questo lavoro che sto facendo? Questa è la cosa che mi ha spinto a fare Carolina. Proprio il fatto di dire, ma io una vita è merda, non la voglio fare. Voglio fare un lavoro che mi piace. Voglio lavorare, ma voglio fare un lavoro che mi piace. Devo amare il lunedì, quando mi scende la mattina che il lunedì come è brutto, Lo devo amare quel lunedì perché vado a fare la cosa che amo fare. Mettetevi questo in testa, ragazzi, mettetevi questo. Spero che in qualche modo apprezzate queste parole che io sto dicendo, anche se credo che questo video va un po', viene scartato appena aprono il video, subito lo chiudono perché non c'è Carolina, ma non me ne frega. Io, come già vi ho detto prima, vado per la mia strada. Sento che questi consigli e queste cose che vi sto dicendo possono esservi utili, perché a me nessuno mai me l'ha detto, mai nessuno mi ha detto queste cose. Quindi se posso dare una mano a voi ragazzi che mi seguite da anni, no? Sono 10 anni, se posso dare, dopo tanti video comici, dopo tante risate, voglio fare una riflessione, voglio parlarvi di un qualcosa di importante, spero che comunque possa esservi utile, veramente, lo spero con tutto il cuore. Comunque ho iniziato il mio secondo percorso su questo canale che si chiama Investi sul Web. Investi sul Web non vuol dire investire, fa trading, no, investire in generale, investi del tempo, investi te stesso nel creare un qualcosa sul web, quindi un lavoro, come hai fatto io, e quindi vai a fare un qualcosa di bello per la tua vita, per il tuo lavoro, ok?
E lì faccio tanti video dove parlo di tutto quello che so, di tutte le mie esperienze, di quello che penso, di quello che faccio, di quello che non faccio, veramente di tutto. Quindi se posso esserti di ispirazione mi fa piacere. In ogni caso trovi il link qui sotto o nei commenti o nella descrizione. Se sei arrivato fino a questo punto del video, io in primis ti ringrazio, ma voglio che tu qui sotto nei commenti mi racconti un po' di te. Mi dici quanti anni hai, cosa fai, che lavoro vorresti fare, oppure il lavoro che già fai, se sei felice del lavoro che fai, la cosa più importante, no? E quali sono i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, se ancora non sai che via deve prendere la tua vita, perché io so che ci sono tantissimi ragazzi con tante potenzialità stanno fermi senza fare un cazzo, perché magari intorno non hanno persone che li motivano a fare, no, delle cose, non hanno persone che li invogliano no, lo so. Non è semplice. Per questo ho fatto questo video. Voglio che voi vi raccontiate qui sotto nei commenti. Voglio sapere un po' della vostra vita. Risponderò, cerco di rispondere tutti quanti, perché mi fa piacere leggervi e soprattutto, cosa principale, mi piace aiutare voi giovani. Io tengo 30 anni, mi sto facendo picchiare, però amo aiutare i giovani che ero pure io, no? Magari 17, 18 anni, 20 anni, e che nessuno mi ha aiutato, veramente nessuno mi ha aiutato, ho fatto tutto da solo. Quindi se anche l'1% di quello che vi ho detto vi è stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Raccontatevi e cerco di rispondere tutti quanti. Grazie mille per essere arrivato fino a qui e noi ci vediamo magari in un prossimo video dove vi racconto altro di Carmine di dietro le quinte e di quello che faccio nella mia vita. Ciao, un abbraccio.